benvenuti! Il nostro viaggio alla scoperta delle meraviglie del Veneto ci porta oggi in una città dal presente e dal passato illustre. La settimana scorsa abbiamo visitato la tomba Brion di Carlo Scarpa. Oggi siamo in una città che per un lungo periodo l'ha ospitato. Oggi siamo ad Asolo. Inserito nella lista dei borghi più belli d'Italia, Asolo deve il suo nome al luogo in cui sorge. Infatti il nome, in latino Asolo, significa luogo aguzzo, ad indicarne proprio la posizione geografica. Il primo insediamento risale al X secolo a.C., in piena età del bronzo, ma è solo sotto la Serenissima che Asolo vivrà il periodo di massimo splendore, per circa 300 anni, subito prima di un grande terremoto che nel 1695 ne devasterà l'intero territorio. Alle mie spalle potete vedere la Cappella del Cristo, una piccola chiesetta che per gli abitanti di questa cittadina è davvero importante. Al suo interno è conservata un'opera di Giuseppe Bernardi, un crocifisso in legno dal forte impatto emotivo. Giuseppe Bernardi non è altro che il primo maestro di Antonio Canova. L'edificio religioso più importante della città è appunto il Duomo di Asolo. La struttura, così come la vedete, risale più o meno al 1500, è stata poi cambiata e modificata nel tempo. Non si sa effettivamente quale altra chiesa o cattedrale ci fosse prima del Duomo di Asolo. Secondo gli studiosi, sotto ci sono delle antiche terme romane. Comunque, al suo interno possiamo trovare opere pregevoli, come quelle del Torretto o la Pala di Asolo di Lorenzo Lotto. Nata il 3 ottobre del 1858, Eleonora Duse, chiamata la Divina, una delle più grandi attrici italiane di tutti i tempi. Aveva una casa qui ad Asolo ed era questa che vedete alle mie spalle. Asolo è veramente un gioiello, una piccola opera d'arte. Merita davvero di essere visitata. Per oggi il nostro viaggio termina qui. Grazie per averci seguito. A presto!